Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, folle Palmerston svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Nuovo appuntamento con l'agenda di Tutto Udinese, mercoledì 14 maggio, oggi qui con il mio fedelissimo Alessandro preferito, Alessandro Vescini. Bravo, ciao bravo, Ale. che sono venuto Alessandro preferito, ciao Mirko, tanta roba di cui parlare anche oggi. Tante robe di cui parlare anche oggi. Cominciamo subito, diciamo, con il botto, per avere una notizia relativa un po' al giocatore che è più... Che sposta gli equilibri, esattamente. E parliamo ovviamente di Florian Thauvin, che nella mattinata di oggi ha lasciato un po' un messaggio anche sul suo infortunio, e raccontando un po' qual è la situazione legata... Si ha parlato un po' sui social, no? Thauvin, un altro ennesimo messaggio social, quando credi in te tutto è possibile, perché sappiamo che Thauvin comunque manca, no? Mirko, dalla partita col Verona addirittura, che è stato poi, guarda caso, no? Questo Udinese Thauvin dipendente, dicevamo tutti no, però guarda caso, dalla partita col Verona non c'è Thauvin, e abbiamo visto che Udinese, però è stato una fascita plantare molto fastidiosa che si sta ancora portando avanti. Cioè Florian Thauvin ieri, tra l'altro, facciamo un po' di retroscena, no? Raccontiamo un po' la situazione, presente alla Sponsor Night organizzata da Udinese alla Loggia del Lionello in centro a Udine, nel cuore della città, per appunto chiudere bene la stagione dal punto di vista extrasportivo, no? Con gli sponsor, sappiamo quanto siano importanti, soprattutto per realtà come l'Udinese, ma in particolare, anzi mi permetto di dire come l'Udinese. Thauvin un po' così parlando, sai, poi gli sponsor un po' anche sono tutti tifosi, quindi giustamente, sai, si chiedono. Allora, no, come stai, cosa succede quando torni? E lui dice, guarda ragazzi, io quando metto la scarpa, quella da calcio ovviamente, si intende coi tacchetti, sento ancora tanto fastidio al piede. Quindi purtroppo è ancora lunga e questo fa capire che Thauvin probabilmente ha finito qui la stagione, no Mirko? Sì, Ha finito la stagione perché, sai, con la Juve con difficile. Con 2 partite alla fine, poi tra l'altro, e quindi con la Juve, come dicevi tu, poi soprattutto difficile il recupero, l'ultima sarà in casa con la Fiorentina, forse si spera, mi viene da dire, che possa chiudere quantomeno la stagione davanti ai suoi tifosi, però ecco, possiamo dire che comunque sarebbe stato molto utile recuperarlo, quantomeno, se non al 100%, quantomeno per uno spezzone di gara, anche quantomeno per quanto riguarda le ultime 2 sfide, perché sono con avversari che si giocano tanto nelle ultime 2 gare, come Juventus e Fiorentina, che si giocano l'accesso a delle coppe europee, la Juve per la Champions, la Fiorentina ancora in corsa per l'Europa League, e sicuramente aver avuto un Thauvin in queste due gare ti poteva spostare di più. Oltre che in queste 2 gare anche tutta la stagione. Io ho visto i 2 grandi momenti di crisi udinese, sono stati ottobre-novembre, primo grande momento di crisi, secondo questo recente, questo che stiamo ancora vivendo, no? E in tutti e 2 mancava Thauvin, prima per una volta dal costato contro l'Inter e poi per questo infortunio contro la Lazio, che sembrava un infortunio semplice, no? Un contrasto con Vessina, un pestone, che poi però è andato su un piede che già aveva problemi di fascite, perché ricordiamo Thauvin ha giocato 2 o 3 settimane con una fascite, cioè perché non è un infortunio che è nato così dall'oggi al domani, bisogna anche specificare la situazione, perché sennò uno pensa che sia capito, cioè io spengo un po' questi rumors, ti rubo un po' la scaletta, vai. Mirko, però spengo subito un po' questi rumors sulla sua situazione contrattuale. Non è vero, perché comunque la fascite lui ce l'aveva addirittura dalla partita contro l'Empoli, quindi c'è un po' di tempo. Andiamo un bel po' indietro nel tempo, no? Sì, Partita contro l'Empoli, ha giocato un po' col dolore, è arrivato con la Lazio, che è stata la prima dove ha preso il pestone da Vessino, e giocava col dolore già da 2 settimane, ma la fascite, sapete, è un infortunio subdolo, no? Perché non è che molto, è tipo
molto graduale, che Esatto, viene, cioè mi sono strappato, quello è. No, la fascite, sai, dipende anche da come reagisci, come riesci a giocare sul dolore, son tante le cose da tenere in considerazione. E Pestone di Vessino, proprio su quel piede lì, aumenta il dolore, Thauvin si alza il giorno dopo la partita, non riesce più a giocare con una scarpa da calcio. Da lì è partito tutto il percorso, salta a settimana di allenamenti col Verona, si pensava che con un po' di lavoro in palestra e saltando la partita col Verona, che tra l'altro era l'ultima prima della pausa nazionale di marzo, quindi dice, boh, gli diamo 2 settimane tranquillo di lavoro in palestra, con calma, salterà quella col Verona, però con l'Inter torna e poi Infatti dopo... tutti si pensava, appunto, come dicessi tu, che complice anche la pausa delle nazionali poi potesse tornare a dare quella mano in più per il rush finale del campionato, che purtroppo, mi viene da dire, non è stato così, perché come dicevi tu, l'assenza di Thauvin ha coinciso con il secondo momento di crisi dell'Udinese. So che con l'aiuto magari del buon Max possiamo fare anche un riepilogo di quest'ultimo periodo, di queste ultime gare dell'Udinese, e probabilmente forse è stato il periodo più difficile anche rispetto al primo periodo di crisi, no? Mi viene da dire, perché 5 sconfitte di fila, comunque con 4 o 5 gare di fila senza segnare neanche un gol, quindi diciamo che sono state gare molto complicate. Quindi se magari, come dicevamo, anche vedendo questa striscia dal Verona al Torino di queste 5 sconfitte di fila, se magari con l'Inter a San Siro puoi dire ok, ti giochi comunque una partita contro un avversario che sta lottando per lo scudetto, adesso attualmente in finale di Champions League, pur sempre regalando un tempo, perché comunque mi ricordo che a San Siro, diciamo che il primo tempo è stato praticamente ormai è il marchio di regalato. fabbrica di quest'anno dell'Udinese, regalare un tempo di gioco all'avversario. Però mi viene da pensare, insomma, anche alla gara interna contro il Milan, diciamo il Milan probabilmente, tra virgolette, peggiore degli ultimi 10 anni a livello di risultato, uno 0-4 casalingo che ti aveva fatto un po' storgere il naso. E come abbiamo detto, non è una coincidenza che comunque tutto questo periodo negativo coincida con l'assenza del tuo giocatore di maggior talento, insomma, ecco. No, esatto, è un giocatore abbastanza importante, dai, inutile che ci giriamo, finirà la stagione, l'ha finita la stagione come l'ha finita Alexis Sanchez, cioè io mi permetto anche di dire questa cosa qua. Quindi l'Udinese che chiude la stagione senza i 2 giocatori più pagati della rosa, il terzo è Cabasele e probabilmente ha finito anche lui la stagione, salvo squalifico e infortuni di qualche centrale. Quindi anche questo per far capire a livello progettuale che bisogna un po' resettare e ripartire quest'estate, perché se tu concludi la stagione in questo modo e soprattutto con questi casi, perché hai un Thauvin che, io ti faccio un esempio parallelo, no? Sai Mirko, noi seguiamo molto da vicino anche il Venezia, no? È una realtà a noi vicina, e poi Giampaolo ha avuto un problema di fascite molto serio, non quest'anno, sto parlando ovviamente della stagione prima, e è stato fuori 4 mesi per un problema alla fascite, e quindi a me non sorprende vedere un Florian Thauvin così, perché ha un problema simile a quello che ha avuto proprio il capitano allora del Venezia. E tu dicevi, ma poi Giampaolo per una fascita quando torna, no? Ci dicevano a Venezia, quando torna, è stato fuori 4 mesi alla fine. Quindi io su questo dico, essendo un inferiore talmente subdolo, ci può stare che rivediamo Florian Thauvin quest'estate in ritiro. Cioè è molto probabile come cosa e non mi sorprende. E da questo punto adesso bisogna fare però delle riflessioni, no? Perché comunque sappiamo che sarà un Udinese in cantiere quest'estate, ci saranno tante cessioni. Luca ha parlato del suo futuro in questi giorni, ha detto che lui comunque chiamate non le ha ricevute da nessuno al momento, perché tanto lui vuole finire bene all'Udinese. Perché? Perché Luca sa benissimo che più gol fa, più aumentano le pretendenti, no? Ovviamente. Però sai, c'è la situazione Luca, c'è la situazione Coia, c'è la situazione Solé, c'è la situazione Biol, c'è la situazione Lovric e Pagero che si sa atta. Diciamo, è un Udinese in cantiere. Ci sono tanti uomini che potenzialmente possono diventare uomini in mercato in quest'estate. Esatto, in più ci aggiungiamo capire come sta Florian Thauvin fisicamente, capire cosa vuoi fare con Alexis Sanchez. Diciamo che rischiamo di vedere un'Udinese completamente diversa rispetto alla scorsa stagione, ma prima di tutto Gino Pozzo deve chiarire cosa vuol fare con Rounic. E qua arriviamo al secondo grande tema dell'agenda, no? Di oggi. Rounic che dimostra di aver fatto una stagione positiva altalenante, esatto. È l'uomo giusto? Ecco, quello che vi possiamo dire è che al momento non lo sa neanche Gino Pozzo se è l'uomo giusto o no per la prossima stagione. Giampaolo, il padre, si è un po' fatto scappare, no? Con questa frase alla sponsor night proprio di ieri, mi pare abbia fatto bene, no? Ha detto, come per dire, cioè, nel senso, adesso non stiamo a sparargli addosso, cioè, mi pare abbia fatto bene, il nostro obiettivo era salvarci, ci siamo salvati, vogliamo ogni anno tentare di andare in Europa,
ci riproveremo anche il prossimo anno a tentare. Io sto a tentare perché dopo su questo potremmo fare un discorso enorme sul tentare di andare in Europa. E quindi a quel punto di vista lì Gino è tornato in Italia, ha seguito la partita, ha parlato con Runic a mente fredda, non subito post Monza perché diciamo che Runic non aveva tanta voglia di parlare, giusto per fare una battuta. Che va sempre bene, parlare a mente fredda dopo partite del genere, insomma. Sì, onde evitare esatto. fraintendimenti non graditi. Esatto, quindi si sono visti, hanno parlato e da una parte c'è il buon lavoro che lascia Runic comunque dopo una stagione, perché comunque la società gli aveva dato degli obiettivi ben chiari. Cioè, chiariamo anche questa situazione, no? La società gli aveva detto: noi quest'anno veniamo dalla peggior stagione possibile, vogliamo creare un ciclo virtuoso e noi pensiamo che tu possa essere l'uomo giusto, però calma. Quest'anno l'obiettivo è salviamoci tranquilli, valorizziamo i tanti giocatori nuovi che abbiamo messo dentro, perché quest'anno sono arrivati tanti giocatori nuovi, ok? Atta, e Kellecamp, e Rui Modesto, Iker Bravo, eccetera, eccetera. Quindi valorizziamo i giocatori nuovi che sono arrivati, cerchiamo di valorizzare ovviamente quelli che abbiamo già, e poi vorremmo andare in discontinuità col passato cercando di proporre un calcio un po' più moderno, no? Quello che ci ha convinto a prenderti per quanto avevi fatto al Legia Varsavia. Diciamo che di questi obiettivi non tutti li ha rispettati, quindi per quello è un momento di valutazione, perché se da una parte c'è da dire ok, l'obiettivo più importante era salvarsi e tu l'hai fatto il 1 marzo, quindi chapeau, nulla da dire, quest'anno ti avevano dato un compito e l'hai portato a casa. Sul resto, sai, ci sono anche dei dubbi che in questo momento anche lo stesso Gino Pozzo giustamente sta valutando. perché Gino Pozzo, ricordiamolo, da Sottil in poi sta cercando un allenatore con cui costruire un ciclo. Sottil non è andato bene, ha riprovato a richiamare Soffi, non è andata bene, Cannavaro è stato un traghettatore, quindi non andava bene, ci ha riprovato e con Runic, quindi lui vuole trovare un allenatore, però sai, dare un altro anno, cioè io vedo molte similitudini con l'anno di Sottil, il primo, no? Grande stagione, grande Udinese, all'inizio tocca la cima della classifica, no? Grazie a un grande numero 10 che poi si fa male, e questo Udinese dimostra di essere il numero 10 dipendente. Allora c'era uno che, con tutto rispetto per Toven, secondo me era una spanna superiore, che era Deulofeu, e adesso c'è Toven, calano i risultati, calano le prestazioni perché ti manca il 10 e finisci una stagione incalando dopo un grande apice, cioè la finisci male, anche la stagione sottile finita male, no? Però alla fine poi se fai la valutazione generale, cosa sommato, dicevamo quell'estate, no? Sì. Ma insomma, Sottil, se abbiamo messo una bilancia, cioè non è neanche tanto impossibile pensare che lo riconfermino. E infatti l'hanno riconfermato, scelta sbagliata poi, no? Perché poi è stato esonerato per 8 partite e si è creata la stagione peggiore degli ultimi 30 anni dell'Udinese. Quindi anche da quel punto di vista lì sono tante le valutazioni che sta facendo Gino Pozzo. L'unica cosa che vuol capire adesso è, ed è la cosa che è emersa dopo questo summit veloce che hanno fatto prima che Gino tornasse a Londra, perché, parentesi, Nani e Gino belli impegnati in questi giorni col Watford, visto che hanno cambiato allenatore, è andato via Cleverley, è arrivato quello nuovo, adesso stanno un attimo progettando la stagione del Watford, quindi sono parecchio impegnati su quel fronte lì, visto che lì è già conclusa la stagione, qua invece devono ancora arrivare, ci stiamo avviando devono arrivare alle bocce ferme per ragionare con calma, quindi intanto si concentra sull'altra squadra, però Gino deve capire anche questo, cioè Gino cosa gli ha detto? Finiscimi bene questa stagione, queste 2 partite, io voglio capire come sei messo nel controllo, nelle redini di questo gruppo, cioè hai ancora il polso, hai ancora il controllo di questo gruppo, cioè che vuol dire ti ritorna a Toven, ti sistemo 2 o 3 robe durante l'estate e continuiamo bene come ci hai fatto intravedere quest'anno, oppure sei un po' più come che era Sottil, che in realtà sotto sotto avevi un po' di confusione. Infatti io volevo farti in questa, non dico provocazione, però porre una sorta di quesito, no? Perché come hai detto giustamente tu, l'obiettivo primario era la salvezza, è stata raggiunta ancora a inizio marzo, e quindi l'obiettivo primario è stato raggiunto e quella è la cosa importante. Quello che mi viene da pensare allora è, visto che comunque questi ultimi 2 mesi hanno messo in mostra un Udinese che ha vinto praticamente una partita nelle ultime 8, e comunque se fai magari i tuoi 3 punti nelle ultime 2 con Juventus Fiorentina, arrivi comunque a quota 47. Avesse fatto l'Udinese un campionato, una seconda parte di campionato in cui non ci fosse stato questo calo vertiginoso, ma sarebbe magari stata una vittoria, un pareggio, una sconfitta, 2 vittorie, un pareggio, una cosa tra virgolette un po' più costante,
arrivando comunque a questa totale di punti, come avremmo visto la stagione? Perché secondo me il momento che abbiamo vissuto da gennaio a inizio marzo, che aveva, diciamo, portato l'Udinese quasi a strizzare l'occhio verso l'Europa, poi è stato veramente eclissato da questo momento negativo. Invece, secondo me, ci fosse stata una cosa un po' meno altalenante, una cosa un po' più coesa, diciamo, e forse l'avremmo valutata anche in maniera, tra virgolette, più positiva. Invece noi adesso facciamo questi discorsi qua proprio perché, come dici tu, è una situazione molto analoga a quella di 2 anni fa. E quindi diciamo che ovviamente memory da quando è successo l'anno scorso, poi con l'inizio della nuova stagione, è chiaro che certi dubbi ti vengono. Sì, sai chi non ha dubbi? Poi dopo ti rispondo alla domanda, però sai chi non ha dubbi? Angel Devil Bro. Perché grazie per i Oggi complimenti. Grazie oggi per i complimenti. Me li prendo volentieri. No, dai, ma torniamo. Ale è sempre freschissimo, voi non lo sapete perché non lo vedete ogni giorno, ma qua... No, dopo ti faccio rispondere alla domanda di Enrico. Però anzi, ne rispondo io facendo un discorso generale su quello che mi hai detto e conta molto come finisci, sai, perché di solito tu vedi un percorso di crescita, no? Io ti faccio l'esempio del Como che non va paragonato all'Udinese, premessa, non va paragonato all'Udinese, perché il Como si permette di investire 60 milioni nel mercato di gennaio e sistemare la rosa, perché mancava un portiere, arriva Buttes, mancava un regista, arriva Caccherè, mancava un attaccante, arriva Dubicas, mancava un esterno, arriva Diao. Ragazzi, alzi le mani. L'Udinese, hai fortuna che le altre dormono sul sole e lo prendi. Fatto il mercato di gennaio. Il mercato di gennaio dell'anno prima, te lo ricordi? Giannetti. Basta. Ma non abbiamo attaccanti? Giannetti. Speriamo che torni Brenner e Davis. Giannetti. Quindi è difficile anche da quel punto di vista lì, no? Però quello che dico io è Runic comunque ha avuto il materiale per fare qualcosa di importante. E io mi aspettavo un crescendo più che un calando. Cioè, nel senso, il Como ha avuto un crescendo. Cioè, il Como adesso, se tu lo vedi, dici questa squadra viaggia, li vedi che viaggiano, li vedi che possono fare qualcosa di importante, no? E li vedi soprattutto che con la giusta programmazione è una squadra che può salire e fare lo step in più. Infatti, tra l'altro, parentesi, si vociferava di Fabregas come nuovo allenatore del Bayer Leverkusen, voce che al momento è stata bloccata dalla società, quindi sintomo di un'identità, un'idea di dire a maggior ragione, no? Esatto. Come dicevamo, appunto una progettualità su più anni, ma con convinzione forte. Esatto, Runic invece non ha avuto quella fortuna lì, perché è un'altra società con un'altra filosofia diversa, però comunque parliamo di un allenatore che quest'anno la squadra ce l'aveva. Inutile che ci giriamo intorno, quest'anno l'Udinese è forte, cioè è un Udinese forte per giocatori, non da qualificarsi in Champions League, questo è ovvio, però è una squadra forte, cioè è una squadra che il compitino lo fa in scioltezza, come è successo, perché il compitino Udinese quest'anno l'ha fatto in scioltezza, nessuno è mai stato avuto paura. L'altro anno abbiamo avuto tanta paura, quest'anno nessuno ha mai avuto paura, quindi era una squadra forte, oggettivamente. A Genova ti arriva il giocatore più forte che hai in squadra, togliendo Thauvin, perché Sanchez non è un giocatore visto che non si può far giocare, e che è Solé. Io mi aspettavo un crescendo, cioè io da lì in poi, dall'arrivo di Solé in poi, che ha avuto un impatto devastante sulla squadra, io da lì in poi, perché ti ha risolto i problemi difensivi così, in un amen, io mi aspettavo una crescita, cosa che l'avevo vista, perché Runic, dopo mesi che provava la difesa 4, finalmente trova il coraggio di metterla, 4-4-2, risolve il problema esterni mettendo 2 finti esterni, Attai e Kellenkamp, e questa squadra viaggia, e questa squadra fa una serie di prestazioni belle, convincenti, risultati, vince col Parma, ottiene la salvezza il 1 marzo, Thauvin mi guarda in faccia e mi dice adesso guardiamo il Milan. Cioè, capito anche la mentalità, la consapevolezza che c'era in quel momento storico del Milan, che era 3 punti in più in quel momento. Quindi 2-3 punti in più, era lì. Mi pare. Sì. Quindi aveva creato veramente qualcosa di bello. Poi dopo, per un infortunio del tuo giocatore più forte, per carità, giustissimo anche sottolinearlo, ti si fa male Thauvin, però per l'infortunio di Thauvin si sfalda tutto questo. E capisci che non è una giustificazione abbastanza forte per, appunto, scusatemi la ripetizione, giustificare il lavoro di Runic. Cioè io questo dico, no? Cioè non possiamo dire, se ci fosse stato Thauvin, perché, e questo secondo me è il grande dubbio che avrà Genio Pozzo, è, ok, se ci fosse stato Thauvin, sta squadra lottava per un passaggio in conference? Lottava. Questo è il grande dubbio che lui ha. Perché se la risposta è sì, allora, ahimè, sfortuna dell'infortunio, però l'allenatore c'è, gli do un altro anno di fiducia, magari gli sistemo gli esterni, così non deve inventarsi largo a destra per farlo giocare a mezzala, che è il suo ruolo,
e magari mi continua a fare un progetto di crescita. Però il mio dubbio invece personale, adesso parlo a nome mio, è davvero l'infortunio di Thauvin ha sgretolato tutte quelle certezze che in un mese e mezzo l'Udinese aveva creato col 4-4-2, tant'è che Rooney ha dovuto non solo non riproporre più il 4-4-2, Ma non anche solo tornare al 3-5-2, ma addirittura passare al 3-6-1, 3-6-1. addirittura, cioè dire neanche Iker Bravo mi dà fiducia, neanche niente. Sanchez, vabbè, sappiamo che non può giocare, e allora dobbiamo passare al 3-5-1-1, chiamiamolo come vogliamo. È una non so come dire, è un Sì, tu dici dubbio, un passo indietro non solo in termini di risultati, ma anche dal punto di vista sì. della proposta e anche del coraggio, mi viene da dire, Capito, perché io se quello col che ti dico. 4-4-2 hai proposto di più, invece passando, come dicevi tu, poi togliendo anche una punta per mettere un centrocampista in più che agisce, diciamo, a supporto della prima punta, però di fatto un 3-6-1, fai passi indietro anche a livello un po' di proposta di gioco, a livello tattico. E io sono d'accordo con te sul fatto che il dubbio principale sia capire il fatto delle potenzialità della squadra, se possa essere una squadra che può puntare a qualcosa di più o se deve essere una squadra che comunque con questa proposta può arrivare fino a un certo punto, perché poi dopo alla fine, come dicevamo anche nelle settimane passate, no? ci dicevamo tanto grande lavoro, grande questo, grande salvezza raggiunta a inizio marzo, ora si va per l'obiettivo 50, adesso sei al punto in cui se non vinci con Juventus e Fiorentina, e alla fine gira che ti rigira, i punti che hai fatto sono più o meno gli stessi degli ultimi 10 anni, Sì. a parte dall'anno scorso che sappiamo già come è andato tutto. Potrebbe essere la soluzione più Enrico, qualche italiano in più? Sicuramente penso Potrebbe. che aumenterebbe forse un senso di identità. Io mi ricollego, faccio un piccolo esempio, apro una parentesi in tema, diciamo, big. Io vedo ad esempio l'Inter e vedo il Milan. L'Inter ha un gruppo di italiani, ha un'anima italiana, e io da neutrale ho visto la semifinale di Champions Inter-Barcellona. Io vedevo nei giocatori italiani proprio la vena sul collo, gli occhi proprio di andare, Tigre. di rappresentare appunto certi colori, di rappresentare un senso di appartenenza, ecco, a differenza di un Milan che negli ultimi anni è sempre più internazionale e quest'anima qua invece è venuta a mancare e i risultati lo dimostrano. Quindi il fatto di puntare su qualche italiano in più, e ce ne sono comunque di bravi italiani in giro per il campionato, c'è la possibilità di puntare su uno spirito più italiano, secondo me potrebbe essere Sai qual è, magari Mirko, la soluzione? un passo in più. Sai qual è la soluzione? Non è solo Sentiamo. puntare sugli italiani, ma è poi trattenerli e creare uno zoccolo duro. Cioè, quello che manca è l'aspetto dei leader, dei senatori, gli uomini di carattere, che appena Iker Bravo si cambia i capelli per la 16ª volta e fa la giocata di suolo e fa perdere la palla, arriva la Cerbi di turno, lo appende al muro in spogliatoio e fa: oh, ti svegli? Se no qua non vedi più il campo fino a fine anno. In senso buono, ma servono quei leader lì. Chiaro. Quello non è una roba che lo compri dall'oggi al domani, cioè questa roba qui neanche il Como può farla. Cioè, per dire, io non è che dico, allora vado a comprare quello lì, quell'italiano lì, quell'italiano lì e quell'italiano lì, li metto in rosa e ho trovato il leader. Non funziona così, cioè li devi costruire, ma devi creare il gruppo, devi creare lo zoccolo duro, devi creare una roba che va avanti col tempo, cioè i famosi Domizzi, Pinzi, eccetera, ma citiamo sempre loro, ma perché è stato Perché è l'ultimo stato zoccolo l'ultimo duro zoccolo duro dell'Udinese. di Natale, no? Anche se di Natale non era un leader di spogliatoio, era un leader tecnico, ma i Domizzi, i Pinzi, eccetera, eccetera, da quanti anni giocavano a Udine? Quanti anni erano amici dentro e fuori dal campo? In spogliatoio, andavano a cena, creavano gruppo con gli altri, aiutavano ad ambientare mi viene da meglio. pensare anche lo stesso Guidolini in panchina, poi tra l'altro. Capito? Qua, ragazzi, il discorso è, sì, io ti dico, va bene, punta con gli italiani, però poi dopo bisogna anche costruire lo zoccolo duro, che non per Ovvio. forza deve essere di italiani. Io questo dico, non per forza deve essere di italiani, perché può essere anche che tu, ti faccio un esempio, adesso Biol ha dimostrato che fa fatica a questo ruolo, però ipotizziamo che Biol fosse in grado, tieni Biol, Lovric, Karlstrom e buttami un altro che adesso mi viene in mente, e Thauvin, sparato 4 nomi a caso, anche se nessuno di questi italiani, ma giocano 3, 4, 5, 6 anni assieme e capiscono cosa vuol dire Udine, aiutati da Hiller, no? Crei un po' di identità. E il problema è che queste cose ci vuole tempo. Se tu ogni anno resetti e riparti, fai un po' di fatica, motivo per cui Gino Pozzo sta cercando
un allenatore con cui costruire un ciclo, Un ciclo. perché ha capito anche lui che se resetta e riparte Sì, ogni anno, non si avrà mai quella continuità ogni anno necessaria. o ti va bene un anno e la botta di fortuna, perché nel calcio vuole anche fortuna, o fai fatica. Quindi per questo rispondo a Nicola, no? Un nome valido al posto di Rooney per 2 Bagigi, fa così la battuta, perché in effetti sappiamo che anche la disponibilità di budget non è altissima per un allenatore. Chi? Io ti chiedo, Mirko, chi? Perché l'anno scorso, prima che Gino Pozzo decidesse di optare su un profilo estero, le opzioni erano Eusebio Di Francesco, che io stravedo, però ormai se non salva il Venezia ha dimostrato di essere un allenatore che fa fatica. Tosto. Io lo adoro, io lo prenderei domani, lo prenderei, però Vivarini, che è stato esonerato a Frosinone in Serie B, cioè che gente c'era? Ballardini? Cioè che non c'hai in questo momento Dionisi, il grande maestro Dionisi che sta a Sassuolo lo fischiano ogni giornata, a Sassuolo scusa, a Palermo adesso dove è in Serie B lo fischiano ogni giornata perché ha la squadra, una delle squadre più forti della Serie B e non riesce a giocare a calcio. C'è anche una penuria di allenatori, cioè non ci sono allenatori forti in questo momento, i maestri, no? Però per far maestro devi essere forte, non c'è l'allenatore giovane forte su cui puntare, quindi sai, è un discorso molto difficile, no? L'unico che io ti dico che vedo che potrebbe avere la potenzialità di maestro, perché semplicemente secondo me è stato anche abbastanza sfortunato la sua carriera, è appunto Di Francesco. Ma Di Francesco non è un ragazzino, ormai è un uomo navigato. Cioè, capito? Ha i suoi anni di esperienza alle spalle. Quindi, sai, è difficile fare il discorso di trovare un sostituto. Io ad oggi ti dico, non lo so. Se fossi Gian Pozzo, io adesso ad oggi non saprei se confermare o meno Rooney. Perché poi chi prendo? Cioè, sarei veramente in difficoltà. E Chiaro, capisco i suoi dubbi, li capisco. Se io fossi in lui adesso sarei come lui. Non riuscirei a dire, ah ok, confermo Rooney così, ad occhi chiusi, o no, ad occhi chiusi lo do via e perché tanto prendo quello. Sei nella classica situazione in cui sai cosa ti può aspettare se mantieni, però non sai dove puoi andare nel caso di cambiare. Quindi è chiaro che, come dicevamo, dopo anni di cambiamenti, forse questa valutazione si fa ancora più pesante ed importante. Se ti ricordi avevamo fatta con Sottile, non ha funzionato. No? Esatto. Quindi comunque sarà da valutare bene la mossa relativa all'allenatore per quanto riguarda la prossima stagione. Vedremo. Intanto abbiamo ancora queste ultime 2 partite di campionato in cui l'Udinese affronterà, come abbiamo già citato, Juventus e Fiorentina. Sono 2 gare comunque di alto spessore perché comunque giochi contro 2 avversarie molto, molto blasonate, molto rinomate, con obiettivi anche ancora da perseguire, quindi ci vorrà un Udinese combattiva al 100% e speriamo di vedere una reazione dopo la partita quella con il Monza, perché diciamo che chiudere in maniera peggiore forse sarebbe difficile visto la prestazione di domenica scorsa, e quindi io sinceramente mi aspetto un Udinese che voglia, nonostante magari non sia priva di obiettivi da perseguire a livello di classifica, e voglia dare una reazione contro queste due squadre in queste ultime 2 giornate, anche per lasciarsi col pubblico del Friuli in maniera positiva, visto Sì, comunque la stagione altalenante. allora, diciamo che adesso bisogna migliorare un po' la faccia, perché dopo aver fatto una figura barbina, una figura da polli, anzi una figura veramente da polli contro il Monza, ma al di là delle scelte, perché poi dopo potremmo parlare ore, gestione del caso Sanchez, scelte di formazione, ma proprio anche chi è entrato in campo è entrato veramente male. Cioè non è possibile che l'unico tiro pericoloso lo fa Solé. Cioè non è possibile che dobbiamo aspettare l'ingresso di Lucca per vedere qualcosa. Cioè non è possibile. Ma tralasciando questo, hai bisogno adesso di salvar la faccia perché hai fatto una figura da polli. E andare a giocare a Torino non è mai facile, però con la Juve di quest'anno può vincere chiunque, quindi se vai con l'atteggiamento giusto, se vai come sei entrato in campo col Monza, perdi 3-0. Esatto. Però se vai rischi una figura come esatto, quella fatta col Milan in casa. però se vai con l'atteggiamento giusto tutto è possibile, soprattutto chiudere bene in casa contro la Fiorentina. Diciamo che ormai a livello di obiettivi non c'è veramente più nulla da chiedere, perché il 10° posto è andato via, l'ha preso il Como. Sì, c'è differenza tra l'11°, il 12° e il 13°, perché ballano qualche centinaio di migliaia di euro, quindi in realtà c'è una bella differenza economica anche, perché è uno stipendio di uno dei nuovi, quindi da quel punto di vista lì, sì, c'è una bella differenza in realtà tra arrivare a quelle posizioni lì, però oggettivamente arrivare 11°, arrivare 12°, poco cambia. L'unica cosa che io spero di vedere, non mi interessa a livello di risultati, ok? Perché non mi interessa, cioè per me puoi anche perdere tutte e due, io voglio vedere una squadra che mi dà un segnale positivo di crescita. Io voglio vedere quello. Cioè, se io vedo un Udinese
che gioca, anche spensierata, perché tanto ormai basta, hai toccato il fondo, col Monza hai toccato il fondo, Sì, quindi esatto. adesso io, se fossi lui, dicevo, ragazzi, ormai avete toccato il fondo, cioè peggio così non possiamo fare, veramente avete fatto cagare, avete fatto col Monza. Quindi adesso, per favore, toglietevi un po' le paure che avete, giocate con la testa libera e divertitevi. Facciamo queste idee che io penso, vi ho messo in allenamento con questo attacco, gegenpressing, andiamo a giocare. Mettetemele in campo, giochiamo spensierati, giochiamo contro Juve e Fiorentina. Se perdiamo entrambe, non cambia nulla, la nostra classifica ormai è fatta. Cerchiamo però di. Cioè, io voglio vedere da voi, se fossi lui, io voglio vedere da voi qualcosa. Fatemi vedere qualcosa. Perché se no, se io per sbaglio resto e mi chiedono chi confermi, io pochi di voi confermo. Io provo a fare un discorso così. Cioè, poi datemi, cioè, dimostratemi, pienamente legittimo. no? E io spero di vedere, cosa che non ci credo, ma spero di vedere, un Udinese che magari perde entrambe, però lo fa giocando, lo fa provandoci, no? E allora dici, ok, questa squadra alla fine ha avuto solo un momento, un calo anche fisiologico una volta raggiunta la salvezza dove hai staccato la spina, un momento di crisi con le 5 sconfitte consecutive in cui non sei riuscito a resettare, lì hai avuto la crisi, però comunque del materiale pseudo buono su cui iniziare a lavorare c'è. E allora io voglio vedere questa roba qui, perché se vedo 2 partite dove non vediamo l'ora che arrivi il 90° entrambe le volte, Diventa difficile. ho paura. Chi invece si diverte e fa divertire anche il proprio pubblico, cambiamo in questo caso sport, passiamo al basket, è la Web Cividale, che vince anche gara 2 di playoff contro il Forlì, 82-74, dopo essere anche in questa gara essere andata sotto nel secondo e nel terzo quarto, una grande rimonta, e in una giornata in cui Lucio Redivo e Doron Lamb non sono, diciamo, i personaggi principali, perché salgono in cattedra Miani e Marangon. Quindi sono i due, diciamo, non dico personaggi, i due giocatori che non ti aspetti, però chi ti sostituisce, diciamo, i protagonisti principali, le stelle. E quindi si conferma comunque anche il fatto che coach Pilastrini ha a disposizione un gruppo vivo che è sempre sul pezzo, che sfrutta le occasioni e arriva, diciamo, il fattore campo nelle prime 2 gare è stato sfruttato ampiamente, perché anche in questo caso arriva una vittoria che ti permette adesso di andare a giocare gara 3 contro Forlì, avendo già il primo match point in gara 3, e questa sarà una cosa molto importante. Assolutamente, gran partita della Web. Prima cosa, sono contentissimo per Leonardo Marangon, un ragazzo che quest'anno ha avuto un po' di problemini, ma un ragazzo dall'assoluto valore. 2005, ricordiamolo, secondo anno di Serie A2, l'altro anno ha vinto il Rookie of the Year, quest'anno comunque chapeau, cioè secondo anno di Serie A2 e giganteggi in una gara playoff, vuol dire che forse meriti di più di questo palcoscenico, quindi tranne una cosa, Leo, tagliati quei capelli perché non ti si può vedere così. Però, devi essere fresco come Ale Vescinelli. Sì, no, su quella roba, ma a parte quello, ma io dico in amicizia, per il resto è veramente un gran giocatore che ha trascinato la squadra in un momento in cui magari fanno un po' di difficoltà, perché vi faccio un esempio, Redivo sta giocando col dolore, non sta al 100%, quindi anche quando il tuo leader tecnico va un po' in difficoltà, avere quest'anno la grande forza della Web rispetto all'anno scorso, in particolare alla stagione prime, è che Piastrini ha un roster un po' più affidabile, un po' più lungo, cioè che non sei più Redivo dipendente, ma se Redivo non è in giornata, come è successo contro Forlì in gara 2, ecco che ti arriva il Mastellari di turno, ecco che ti arriva il Marangon che sale in cattedra durante la stagione. Quante volte Ferrari è salito in cattedra lui, no, per aiutare la squadra. Quindi a quel punto di vista lì è stata una vittoria importantissima, hai fatto l'obiettivo, 2-0, hai il primo match point venerdì, gara 3 contro Forlì, ci sono state delle piccole lamentele, no, da parte di Forlì per quanto riguarda il metro, il giudizio arbitrale, comprensibile, perché quando perdi ti attacchi sempre, diciamo, a qualcosa di extra, cerchi sempre di trovare un po' un qualcosa, giustamente succede in tutti gli sport, fanno anche nel calcio, quindi a quel punto di vista lì non mi sorprendono queste dichiarazioni, però la Web Cividale ha la possibilità di chiudere già questa settimana addirittura, perché con l'eventuale anche gara 4, no, in caso magari Forlì abbia un po' una reazione di orgoglio. E sarebbe molto importante perché se andiamo a vedere il tabellone vuol dire un bel po' di giorni di riposo in più, perché Rimini si è portata sul 2-0 e adesso va a Brindisi. Tra l'altro, come vediamo dal tabellone, 2-0 fisso, Sì. quindi fattore campo in queste prime 2 gare rispettato 100% da tutti. Però posso dirti una cosa, guarda i fattori campo. Cioè, Sì, con sì, tutto il rispetto ovvio. del mondo per le squadre che hanno giocato in trasferta, ma al Palaflamino di Rimini difficilissimo vincere. Difficilissimo. Cioè, quest'anno veramente solo quando Rimini ha deciso di perderla per errore. Cioè, Pageste, come abbiamo parlato fino adesso. Al Palazzo Giorner di Rieti, io penso che solo Udine e pochissime squadre hanno vinto.
E al Paladesio di Cantù, vabbè. Non c'è Infatti, molto da dire. occhio, guarda, adesso switch il campo, palla pentasuia di Brindisi, occhio che Brindisi non perde, secondo me gara 3 Brindisi non la perde al 100%, quindi si allunga la serie. All'Unieuro Arena, Forlì, secondo me sta più nelle mani dei ragazzi di Pilastrini. Milano, secondo me, è arrivata un po' con L'acqua alla gola. sì, un po' stanchina, è arrivata a questi playoff, quindi secondo me Rieti la chiude abbastanza facile. E poi c'è il Paladozza, che è forse il palazzetto più inespugnabile che ci sia in tutto il campionato di Serie A2. Quindi sono serie che andranno avanti. Alcune di queste possono arrivare a gara 5. Io ti dico la mia, secondo me quella tra Cantù e Fortitudo e quella tra Rimini e Brindisi arriveranno a gara 5, le altre due no. Quindi a questo punto di vista vuol dire... Sarebbe ancora più importante per la web Bravo. chiuderla subito. Certo. Capito? Per avere più tempo tra una di pausa, no? Prima di un'eventuale semifinale, e quindi tra l'altro poi una semifinale che ti metterebbe di fronte ad una tra Rimini e Brindisi, che possiamo dire per la prima semifinale playoff della tua storia di A2, eventuale semifinale, diciamo non facciamo ancora, non diciamo manca ancora una, certe, manca una, ne manca una, sì, esatto, non facciamo buffate strane, però diciamo ti metterebbe di fronte ad una semifinale, diciamo, di grande spettacolo, insomma. Sì, andiamo a vedere un po' le parole anche dei protagonisti post partita, e c'è tanta soddisfazione, no? Anche per come sono arrivate queste due vittorie, perché Forlì è un avversario tosto, non è la Forlì dell'anno scorso, che secondo me è la Forlì più bella che abbiamo visto negli ultimi 3-4 anni, non è la Forlì degli anni prima, però è una Forlì che sa, che ha il fatto suo, e quindi ha fatto una gran partita anche ieri, come ha sottolineato poi coach Pilastrini in conferenza stampa, no? Loro difendono la zona, e all'inizio hanno avuto qualche problemino, no? Poi dopo, appunto, come dice Pilastrini, la difesa è cresciuta, abbiamo scommesso sul tiro da 3 di Forlì e ci ha dato ragione, quindi qua anche sai poi quando giochi ai playoff il livello è talmente tanto alto che devi prendere dei rischi, no? E quindi anche il coach Pilastrini dice: io non posso cercare di bloccare tutte le loro opzioni perché è impossibile, quindi cerchiamo di dargli libertà nella cosa in cui sono meno bravi, il tiro da 3, e speriamo ci vada bene, e gli è andata bene. Quindi sono cose che, per esempio, mi faceva ridere che quest'anno, quando seguivamo anche l'altra squadra friulana, la Udine, dicevano gli altri coach di Udine, cioè Udine è talmente forte che dovevano cercare di fermarla in qualche modo, e allora abbiamo detto speriamo che oggi non siano in giornata da 3, no? E gli lasciavano tirare da 3, e invece però non è mai andata da bene. Ross, Alibegovic, boom, diciamo boom, che boom, tanta gente perdevano, no? non ha mai avuto la fortuna di coach Pilastrini di poter No, dire questa non è fortuna, è queste bravura, cose. però per dire, no, cioè, nel senso, comunque capisco il dopo ragionamento, capisco molto, mi è venuto da sorridere quando ieri ho ascoltato le sue parole, perché è vero, cioè quando si alza talmente tanto il livello dell'avversario è impossibile annullare ogni loro opzione offensiva, e quindi cerchi di limitare e di se devi proprio scoprire il fianco, lo scopri il fianco su un particolare dove secondo te può girarti bene se sei un po' fortunato. E così è stato per anche la Web Cividale, quindi veramente anche molta umiltà dal punto di vista del coach, ma soprattutto poi ha parlato il presidente Mikalic, che ovviamente ha sottolineato il valore dell'avversario, no? E vittorie così sofferte fanno capire che la nostra squadra è matura. Però occhio, non dobbiamo pensare di aver passato il turno, non vogliamo fermarci qua. Cioè vogliamo, per questa città vogliamo cercare di dare qualcosa, e poi studiate le prestazioni in particolare di Miani, che ha fatto una grande prestazione a livello proprio anche fisico, con i centimetri che ha messo in campo per giganteggiare, ecco, oggi dico molto questa parola, dentro l'area, e Rota che, vabbè, capitano, ha rinnovato, ha dimostrato, come dice il presidente, cosa voglia dire avere cuore. Rota è proprio un giocatore anche carismatico da questo punto di vista, magari ti fa quella giocata, quella sporcare un passaggio, andare a recuperare un pallone che poi dopo ti dà una carica che, capito, ti galvanizza tutto il pubblico, si gioca in casa e tutti i compagni se comunque fai una giocata di questo tipo. Quindi è una Web in fiducia, è una Web che secondo me può chiudere a Forlì la serie, non credo, anzi te lo dico con abbastanza sicurezza, non credo si ritornerà al Palagesteco e per gara 5, e quindi dopo ci divertiamo con un altro turno di playoff, perché devo dire che sti playoff mi stanno davvero divertendo, mi aveva già divertito la stagione regolare,
la stagione più difficile degli ultimi 20 anni di Serie A2 e si è Cam- dimostrata, quindi di cambi di formula. conseguenza se è la stagione più difficile degli ultimi anni se è la stagione più difficile degli ultimi 20 anni di Serie A2, Mirko, di conseguenza sono i playoff più difficili e più belli, però anche, quindi Beh, veramente sono ci d'altronde stiamo divertendo. le squadre le abbiamo viste, hai sottolineato tu anche per quanto riguarda, diciamo, il fattore casa con i palazzetti, quindi diciamo che comunque c'è sempre un po' in tutte le sfide ci sarà del pubblico caloroso e quindi ci aspettano altre, sicuramente un gara 3 su tutte le serie, su tutti i quarti di finali molto accese, e poi vedremo quali effettivamente saranno le sfide che andranno avanti, quali magari si chiuderanno già nel corso della settimana. E chiudiamo invece questa puntata dell'agenda facendo un piccolo anche recap in ambito pallavolo, parlando della Ciglia Volley Talmassons. È fase di mercato in tempo di pallavolo perché si prepara la stagione 2025-2026. Al momento non sono ancora arrivate nuove ufficialità di nuovi colpi, sappiamo che la società Gli ultimi li abbiamo sta annunciati, lavorando, no, gli ultimi li abbiamo annunciati in questi giorni, l'ultimo annunciato dalla società è stato l'acquisto di Beatrice Molinaro, centrale classe 1995, con grande esperienza tra Serie 1 e Serie 2. Ecco, diciamo che le scelte della società sono quelle di puntare molto sull'esperienza, tanto anche su giocatrici giovani, perché mi viene da pensare soprattutto la diagonale palleggiatrice opposta, composta da Scola e Frosini, sono rispettivamente classe 2001-2002, con 4 anni di A1 alle spalle, tutte e due, e ti fanno capire l'ambizione della società. Già il curriculum anche che hanno queste ragazze, no? Esattamente, Oltre alla anche giovane perché Frosini, facciamo una piccola parentesi, convocata anche da Julio Velasco in nazionale oro olimpico, senior, esatto. quella lì, Ha giocato tra l'altro nelle amichevoli di scorsa settimana contro la Germania, mettendo a segno nella prima gara anche 11 punti nazionale. Quindi, insomma, ti arriva una giocatrice che da nazionale, che l'opposto è praticamente il ruolo fondamentale all'interno del sestetto in campo, quello che deve praticamente i palloni che scottano vanno quasi sempre all'opposto. Deve avere una persona che ha 23 anni, ha fatto 4 anni di A1, ha esordito in nazionale, ti fa 11 punti alla prima gara in nazionale con la Germania, ti vince comunque 3 MVP lo scorso anno da subentrata con busto al Sizio, e in un campionato di A2 può spostare l'equilibrio. Quindi diciamo che i movimenti fanno presagire tanta fiducia, soprattutto anche la grande ambizione della società, che dopo aver calcato i campi della Serie 1 nello scorso anno vuole tornarci quanto prima. Diciamo che l'ambizione è praticamente chiara. L'ha detto il direttore generale, no? Fabrizio Cattelan. Vogliamo costruire una squadra illegale, ha detto. Illegale. No? Quindi... Lui ha detto, tra l'altro, mi ricordo anche durante la presentazione di Beatrice Molinaro, lui ha detto vogliamo conquistare tutta la posta in palio, che non è solo l'accesso alla Serie 1 ma anche la Coppa Italia. Quindi diciamo che l'obiettivo... Sai quante... Perché mi piace sentire queste dichiarazioni, poi tu Mirko segui a pallavolo da vicino, quindi secondo me ancora di più questa cosa, perché noti quanto in 20 mesi sia cresciuta esponenzialmente la società, cioè non solo la squadra, la società, perché le giocatrici sono cambiate, ma la società ha alzato il target così tanto, sempre rimanendo sostenibile a livello economico, a livello tecnico, eccetera, eccetera, hai alzato così tanto il target che adesso, ti ricordi com'era 2 campionati fa, no? Infatti, speriamo di accedere ai playoff. Esatto, adesso vogliamo tutta la posta in palio. E facciamo un piccolo parallelismo. Abbiamo parlato prima, no, di continuità a livello di udine. Invece con Web Cividale e Volley Talmassons si sono puntati anche su degli allenatori per Web Cividale, coach Pilastrini, per la Ciglia Talmassons, coach Aldo Barbieri, che hanno fatto un determinato percorso nella categoria che sta portando poi i propri frutti. Quindi anche qui torniamo al discorso del senso di lungimiranza in un progetto, sia l'aspetto tecnico, sia sotto l'aspetto tecnico da parte delle giocatrici, ma anche proprio sotto l'aspetto di guida tecnica. Sì, il segreto è quello, no? Quando tu hai un progetto e trovi le persone a cui affidarti anche, no? Penso proprio alle persone nello sport, no? Anche coach Barbieri, che a livello tecnico comunque ti dà una continuità di idee, soprattutto, e anche di sviluppo di queste idee, perché è chiaro che ci sono certe giocatrici che sono arrivate a un livello e vanno via a un livello triplicato. Penso a Eze Cidera. No, mi viene lei perché citavi prima le partite della nazionale, convocata anche Eze Cidera, che ha fatto l'Ace, no? Sì, contro la Germania. E cioè, una ragazza che quando è arrivata, sì, era una giovane palleggiatrice promettente, sì, però nulla di più. Esce con MVP del campionato di Serie A2, quello prima, stagione a titolare in Serie A1 ad alto livello, convocazione di Julio Velasco in nazionale, esce così.
dopo essere arrivata come una giovane E promettente. sicuramente adesso non sappiamo ancora quale sarà la società, perché non è ancora stato ufficialmente annunciato, però sicuramente la vedremo nel prossimo campionato di A1. Ah sì, quello sicuro. Proprio Quello... 99,9% da titolare, Ma quindi perché anche la volontà della ragazza, cioè sarebbe rimasta volentieri, però è normale, è fisiologico che quando c'è una retrocessione per una ragazza che è così giovane può ambire veramente a giocare in sì, ma tutta la carriera ad alti livelli. anche perché ha dimostrato di saperci stare benissimo Certo, in quindi quella è categoria, normale quindi che è dice tutto, purtroppo tutto di meritato, tutto di meritato. come è E- meritata questa conclusione di questa puntata. Ti è Esattamente, piaciuta la così sto concludiamo collegamento da così, tesina di terza media? la concludiamo nella maniera miglior possibile. Allora Ale, ti ringrazio di nuovo, oggi soprattutto in versione freschissima come avevamo riportato prima, Grazie a te Mirko per e la quindi compagnia. ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e diamo appuntamento allora a domani con la nuova puntata dell'agenda di Tutto Udinese. Ciao a tutti! Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Volley Talmason svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Tutto Udinese siamo con te.